fatto tutto, sai? Il corpo a terra in una pozza di sangue, le urla di dolore intorno ai soccorritori. Sono circa le 17:30 in via Toti dal Monte, nei pressi della stazione di Mogliano. L'uomo, quarantenne tossicodipendente, è appena stato aggredito, colpito al collo con un coccio di bottiglia al culmine di una lite da un cittadino straniero, probabilmente nordafricano. A raccontare quei minuti drammatici una testimone. Subito dopo si sono aggrediti e uno dei due, che aveva appunto la bottiglia in mano, l'ha scaramentata sull'altro proprio a livello del collo e quindi gli ha provocato una ferita molto profonda e ha incominciato a letteralmente dissanguarsi, quindi il sangue usciva a fiocchi. E niente, dopo hanno chiamato, insomma, l'hanno fatto sedere, hanno cercato di tamponare la ferita e poi hanno chiamato i soccorsi. Sul posto arrivano i sanitari del SUEM che soccorrono l'uomo. Il racconto di un altro testimone. L'ho visto privo di sensi, si vedeva che respirava, gli hanno fatto il debito intervento là al momento e dopo un quarto d'ora, anche 20 minuti, l'ambulanza è ripartita. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Mestre, non sarebbe in pericolo di vita. Alla base dell'aggressione probabilmente motivi di droga. I carabinieri indagano per risalire al responsabile, fondamentali le immagini delle telecamere della zona. I due sono ben conosciuti da chi qui lavora e abita. Loro sono spesso lì e sono già successe diverse litigate, proprio la zona sotto la stazione vicino al supermercato. Sono sempre gli stessi individui e oggi è successo questo. Sotto shock chi ha assistito all'aggressione. Sono rimasta un po' sconvolta soprattutto per il sangue. Un episodio che riporta in primo piano il tema sicurezza nella zona della stazione di Mogliano. Sarebbe valutata secondo lei una zona rossa in quell'area? E io penso proprio di sì, cioè proprio la zona che parte dalla zona che collega del sottopasso sia all'ingresso di via Roma, la parte della stazione, sono zone veramente critiche. Bisognerebbe fare qualcosa.